Settima corsa, premio Lemon Drown, una seconda tris nazionale di giornata. Una bellissima prova di categoria CD per cavalli anziani che ha raccolto ben 12 adesioni. 1 Attenti al Lupo, Lorenzo Besana, 2 Abano Cis, Gianni Targhetta, 3 Blue Star, Antonio Greppi, 4 Begnaro Lussi, Alfredo Galeazzi, 5 Urtab di Azzurra, Simone Levakovic, 6 Batman Griff, Mario Greco, 7 Cometa Petral, Maurizio Cheli, 8 Zarevic Blessed, Carmine Piscoglio, 9 Crystal Trio, Paolo Leoni, 10 Blasco Real, Alessandro Dettoris, 11 Adamo Dipa, Luca Farolfi, 12 Caroline Francis, Claudio Monte. Macchina che prende velocità, si prepara allo stacco, errore di Begnaro Lussi, in 1 metro Urtab di Azzurra, davanti a Blue Star, quindi attenti al lupo. Poi numero Abano 4 Cis che Begnaro trova posto, Lusi, quarto in corda, rimane squalificato. di fuori per il momento Batman Griff, con Urtab di Azzurra che ha preso la testa nei confronti di Blue Star e ora rallenta il ritmo, i primi 200 metri che se ne vanno in 15. Batman Griff che è rimasto di fuori, cerca una posizione alla corda che non trova, progredisce in terza corsia Zarevic Blessed che non vuole intralci, va a portarsi direttamente a contatto di Urtab di Azzurra. 34, i primi 400 metri di corsa tranquilli per il leader. Seconda posizione alla corda Blue Star, di fuori Zarevic Blessed, quindi attenti al lupo, Batman Griff, poi Blasco Real che si muove in terza corsia quando siamo dopo 600 metri passati in 46,2. Passaggio davanti alle tribune con Urtab di Azzurra in vantaggio, Zarevic Blessed di fuori, Blasco Real che è rimasto in terza corsia e prova a continuare nella progressione, percorso che però viene molto duro all'allievo di Alessandro Dettoris. Blue Star sempre bene secondo in corda avanti ad Attenti al Lupo e ad Abano Cis. Si va verso il completamento del primo chilometro che Urtab di Azzurra passa in 1:15,6. Leggera accelerazione per la curva di destra. Urtab sempre in vantaggio, Zarevic che sul passo si avvicina, arriva ad un'incollatura dal battistrada a 400 metri dalla conclusione, la retta di line 14,5, 1:31,75 di miglio, è sempre in vantaggio Urtab di Azzurra, Zarevic Blessed che attacca all'esterno, Blue Star bene in corda avanti ad Attenti al Lupo, gli altri più distanti con la progressione in mezzo alla pista da Caroline Francis che però parte da casa sua, 14,7 per la piegata conclusiva, Urtab che si difende da Zarevic che continua a attaccare, Blue Star che sceglie l'open stretch, è in vantaggio Urtab di Azzurra, insiste di dentro Blue Star, al largo Zarevic Blessed, Urtab di Azzurra fino in fondo nei confronti di Zarevic Blessed e di Blue Star finiti in linea. 1:14,4 con 29,5 a chiudere, cost to cost, come possibile attendersi da Urtab di Azzurra. Simone Levakovic che raddoppia il successo in giornata, Andrea Baveresi, ancora Benedetta Baroni alla proprietà. Il successo in percorso di testa è di Urtab di Azzurra, secondo Zarevic Blessed, terzo Blue Star, strabuona per la prossima Caroline Francis che finisce a velocità tripla al quarto posto.